Pedemontana è aumentata come costi di 429 milioni e rotti. Di questi 429 milioni, circa 195 milioni sono dovuti a adeguamento alle prescrizioni fatte dal CIPE in sede di approvazione preliminare nel 2006, a richieste accolte nella fase di concertazione con i comuni. Quali sono queste richieste? Ma tutti non volevano vederla, quindi manda la Pedemontana in trincea profonda, manda la Pedemontana in galleria artificiale. Ovviamente non sono state accolte tutte le richieste, ma buona parte delle richieste dei comuni sono state accolte, quindi aumento di 195 milioni. Seconda voce, aumento di circa 140 milioni per l'adeguamento alla nuova normativa antisismica che è entrata in vigore nel 2008, quindi non era nota nel 2006 quando è stato approvato il preliminare, che ha comportato rivisitazione dei ponti, delle gallerie per adeguarsi alla normativa antisismica. Poi altre voci minori, una ventina di milioni per adeguamento a richieste degli ATO, quindi autorità di ambito e dei consorzi di bonifica, una decina di milioni per gli espropri, ma comunque ci siamo. Questi sono i 429 milioni di aumento. Su questa verifica lei è tranquillo? Sulla verifica sono non tranquillo, sono tranquillissimo, tanto che oggi ho voluto renderla pubblica, insomma, la buona parte delle risposte che noi daremo, perché sono domande approfondite, ma insomma noi crediamo di aver fatto il nostro mestiere nel modo dovuto e quindi risponderemo entro lunedì in massima tranquillità.